All'Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto 2 giorni dedicata alla gestione delle emergenze. Un convegno nella giornata di martedì 14 aprile e una vera e propria simulazione dell'emergenza nella giornata di mercoledì 15 aprile. Com'è andata? Direi che è andata e sta andando molto bene. Abbiamo iniziato ieri al Teatro da Ponte con un convegno a tutto tondo dedicato ai temi dell'emergenza, chiaramente finalizzata all'ambiente scolastico e non solo, perché di fatto la scuola ha ritenuto opportuno coinvolgere tutti i soggetti del territorio, dal comune alla protezione civile alle altre associazioni di volontariato, per in qualche modo fare sistema e simulare esattamente quello che potrebbe accadere in una situazione di pericolo in cui di fatto tutti i soggetti di un territorio dovrebbero collaborare insieme. Oggi invece siamo qui, abbiamo allestito una cucina da campo in diretta, nel senso che i volontari stamattina dalle ore 6 sono venuti qui all'area Fender per l'allestimento del campo, e poi tutto lo staff dell'Alberghiero Beltrame di Vittorio, assieme ai cuochi del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, è venuto qui e ha praticamente allestito e sta gestendo tutta la cucina da campo per la produzione di circa 350 pasti. La simulazione ha preso avvio questa mattina direttamente a scuola. Esattamente, questa mattina abbiamo simulato una tradizionale evacuazione dell'istituto, con la differenza che abbiamo voluto proseguire quello che sarebbe l'attività normale di un'evacuazione della scuola se fossimo in una reale emergenza. Quindi siamo partiti appunto da scuola con anche dei nuovi protagonisti, nel senso che alcuni nostri ragazzi hanno simulato diverse situazioni, nel senso che c'è stato un malore durante l'evacuazione, una caduta di scale, insomma diverse situazioni che potrebbero in qualche modo configurarsi nella realtà. Da lì in poi abbiamo trasferito i nostri studenti nell'area di attesa, appunto individuata dal piano comunale di protezione civile, e da lì in poi tutto il gruppo del Beltrame è stato preso in carico dalle autorità preposte, quindi protezione civile e comando della polizia locale, per il trasferimento in massa del gruppo all'area Fender e quindi poi per il proseguo dell'attività. La prima parte di questa sezione all'area Fender è stata quella di accreditare gli ospiti, quindi un momento di censimento, un checkpoint di controllo delle persone presenti, con lo scopo da un lato di verificare ancora una volta il fatto che le persone che siano partite dalla scuola effettivamente siano arrivate qui al campo, e in seconda battuta per la catalogazione e l'individuazione di esigenze particolari nutrizionali che di fatto vanno in qualche modo agevolate e vanno gestite in un campo di emergenza reale. Come sta andando questa simulazione di emergenza qui a Vittorio Veneto? Beh, io credo che stia andando benissimo, ho seguito la fase di evacuazione dei ragazzi dall'istituto e devo dire erano super organizzati, e molto bene sta andando anche qui in campo, dove Protezione Civile e Dipartimento Solidarietà e Emergenza del Veneto hanno organizzato l'attività. Questa attività che vedete si chiama prova addestrativa. Stiamo facendo vedere ai ragazzi come si organizza la protezione civile durante una fase emergenziale, di emergenza. La giornata è andata, possiamo dire, veramente bene, i ragazzi sono stati stupendi, hanno reagito molto bene, sia i ragazzi dell'Istituto Alberghiero che anche i volontari del Dipartimento della Protezione Civile. Quali forze avete messo in campo voi oggi? Intanto tutto il materiale che ci è stato dato dalla provincia di Treviso, dalla regione Veneto, e comunque anche del nostro materiale che abbiamo realizzato con i contributi della regione Veneto. Quindi abbiamo tutto il materiale per una prima emergenza. È stata un'esperienza importante perché grazie al progetto del Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della Federazione Italiana Cuochi nella gestione delle cucine di emergenza abbiamo compreso il valore del volontariato e il valore della professionalità nella gestione della ristorazione collettiva in emergenza.
sia per quello che riguarda l'attenzione alle intolleranze e allergie alimentari, sia per quello che riguarda le diete speciali. Però c'è anche tanto di più, nel senso che la scuola ha una sua expertise ovviamente per quello che riguarda la modalità di evacuazione dell'edificio, considerato anche che ci sono tanti studenti che la frequentano con disabilità. Però in caso di emergenza quello che la scuola non sapeva fare era come raccordarsi con il territorio, per cui credo che il plus valore del progetto sia stato proprio questo, cioè quello di riuscire a mettere in rete l'amministrazione comunale, la polizia municipale e la Prealpi Soccorso, nonché la protezione civile regionale e provinciale, perché questo ci ha permesso di comprendere chi ci prenderebbe in carico in una vera emergenza, e quindi da questa esperienza posso dire che anche io come dirigente scolastico ho appreso molto, e quindi ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per questa splendida esperienza. Io ringrazio l'Istituto Beltrame e la preside Cavallini che ha voluto questa iniziativa, questa 2 giorni, che è fondamentale per la nostra città. Noi abbiamo appena approvato come Consiglio Comunale l'aggiornamento del piano di protezione civile. Diciamo che oggi abbiamo testato in parte questo piano, e grazie veramente, perché è un'occasione, ripeto, per noi come amministrazione, ma per la città, di mettere in essere queste azioni. E poi dico un'occasione importantissima per i ragazzi che vengono appunto a conoscenza di quelle che sono le situazioni di emergenza che potrebbero arrivare, e riescono a introiettare quelle che sono le informazioni essenziali per dare risposta a un'emergenza. È importante secondo te arrivare pronti a gestire un'emergenza? Assolutamente sì, bisogna essere preparati per l'evenienza e bisogna comunque capire la situazione, saper rimanere calmi e affrontarla al meglio, perché si sa che se si va nel panico comunque la situazione non va affrontata come si deve. Oggi è andata molto bene, abbiamo fatto una simulazione di un terremoto nella nostra scuola e tutti sono arrivati in questo campo e li abbiamo aiutato dandogli da mangiare, quindi un pasto caldo, e ci ha aiutato dal punto di vista solidale, quindi nel stare con le altre persone, aiutarle quando c'è un'emergenza, e a noi ci ha aiutato dal punto di vista formativo per capire quando sei appunto in emergenza come comportarsi. Avendo partecipato attivamente all'organizzazione, diciamo che siamo contenti dello sviluppo, di come sta andando, del nostro impegno e del messaggio che stiamo lasciando ai ragazzi. I ragazzi come hanno risposto alle vostre indicazioni nella giornata odierna? Bene, sono sembrati molto interessati, soprattutto perché abbiamo fatto fare loro qualcosa di diverso dal solito, cioè dopo l'evacuazione li abbiamo coinvolti in una simulazione di quello che sarebbe il piano di protezione civile comunale, e poi in un'attività che simula in parte ridotta un campo di protezione civile, quindi gli abbiamo fatto fare qualcosa a cui non sono abituati. E noi cerchiamo sempre di essere in prima linea quando c'è bisogno. Noi stiamo cercando comunque di dare la possibilità alle persone che hanno bisogno, in caso di emergenza, un piatto caldo e un supporto, anche un sorriso. Ecco, quella di oggi era una simulazione, ma poi voi intervenite in caso di emergenza reale. Beh sì, noi abbiamo fatto diverse emergenze in caso reale, siamo partiti dal terremoto ad Amatrice, e l'ultimo che abbiamo fatto qui è stata l'alluvione in Emilia Romagna, che abbiamo mandato giù 21 volontari e abbiamo preparato dei pasti per la popolazione, per i volontari, e quindi siamo stati molto contenti di questo. Abbiamo fatto 21.000 pasti in 22 giorni. Che cosa si prova a donare il proprio tempo, la propria abilità per il prossimo? Cosa si prova? È una cosa emozionante, perché vedere un sorriso di una persona che comunque non ha nulla, vedere un sorriso vuol dire tanto. Questo progetto prevede al suo interno anche lo scambio tra 2 scuole alberghiere, infatti i protagonisti di questa attività siamo noi dell'Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto e il nostro partner che è l'Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena.
Sostanzialmente noi abbiamo avuto l'opportunità di essere ospiti nella loro regione, nella loro scuola, l'autunno precedente, siamo scesi ad ottobre, e loro di fatto hanno organizzato questo stesso nostro evento chiaramente in loco, e quindi in questa fase noi stiamo gestendo l'evento e in aggiunta c'è anche questo scambio culturale, professionale e di volontariato fatto con la Regione Sardegna. Ci siamo sentiti a casa, ci siamo solo spostati di regione, ma ci siamo sentiti assolutamente a casa. Nasce l'idea di fare un gemellaggio in Sardegna, andata e ritorno, ma veramente si è creato un connubio tra le parti che è stato bellissimo. Ci siamo sentiti in famiglia, coccolati, veramente come se fossimo dei fratelli, quindi è stata una cosa molto bella. È importantissimo sensibilizzare i ragazzi, perché intanto sono un grandissimo potenziale, ma è giusto sensibilizzarli alla cultura del volontariato, dare una mano a chi ha bisogno e ha necessità, far conoscere la protezione civile del territorio, perché molti non sanno che cos'è la protezione civile del territorio, e soprattutto far conoscere il nostro dipartimento. Noi siamo un dipartimento di cuochi professionisti della Federazione Italiana Cuochi, e quindi è per questo che ci rivolgiamo soprattutto agli istituti alberghieri, ma non solo. Far immedesimare i ragazzi in questo percorso durante una fase di emergenza è estremamente importante, farli capire che si può soffrire durante l'emergenza e che si devono seguire delle regole, che non ci si deve improvvisare, che si deve ascoltare, cioè collaborare fino al ripristino della situazione di normalità. È importantissimo affrontare questo tema, perché non dobbiamo essere d'impiccio quando succede un'emergenza, dobbiamo essere pronti ad affrontare anche le peggior cose. In questo modo noi contribuiamo a costruire una cultura di protezione civile, una cultura di autoprotezione e una cultura, diciamo, dei rischi naturali o di qualsiasi altra natura. Di fatto è un modo indiretto, un modo semplice e fruibile per far capire ai nostri ragazzi, quindi alle nuove generazioni, che cosa è veramente importante.